Amici di Retrobottega da casa a distanza, oggi nuovo episodio qui con noi, c'è un ospite super speciale che non ha bisogno di alcune presentazioni, molti di voi lo avranno già riconosciuto, è Angelo Floramo. Ciao Angelo, ben trovato. Riconosciuto per l'extra large, ovviamente. Ciao Alessandro, ciao a tutti voi a Bottega. È bello essere in retrobottega, eh? Ho sempre immaginato che ci fossero delle situazioni da sotterfugio, lì dietro. Molto interessante, molto interessante. Sono riconosciuto anche perché, Angelo, te lo devo confessare, sono in tanti i lettori che ci hanno chiesto questo appuntamento con te, perché come sai in questi giorni abbiamo registrato con molti dei nostri autori, addirittura con alcuni autori esteri, però in Ah, tanti ci hanno chiesto, ma quando arriva Angelo? Ecco, il tuo momento è arrivato. sono molto contento. Grazie per la fiducia e l'attenzione. Tra l'altro è anche l'occasione con cui ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito in questi giorni, perché pur non potendoli incontrare dal vivo, perché ovviamente siamo tutti nelle nostre case, questa vostra vicinanza ci fa veramente sentire bene, ci riempie il cuore di gioia, perché è bello sentirvi tutti vicini e sentire che ci sostenete anche in questo momento, per cui grazie. Angelo, tra l'altro, una cosa importante da dire, tu forse dei nostri autori sei anche quello che va più in giro, perché spesso ti prendiamo in giro e ti paragoniamo perché fai veramente un never ending tour di presentazioni, addirittura con più date al giorno. E invece anche tu hai riscoperto questa costrizione casalinga, diciamo. Ah sì, è molto curiosa questa cosa, perché come tutti, insomma, dall'oggi al domani ci siamo trovati su di un treno in accelerazione costante che è la nostra vita e che ha tirato immediatamente il freno, per cui abbiamo dovuto bloccare qualsiasi forma di progettualità, di erranza, no? Parola che piace molto a Bottega, piace molto anche a me in verità. E questo ti impone a ridimensionare tutti i parametri della tua esistenza. Scambiandoci delle mail, in questi giorni ci siamo detti, no? Tu e Dio, che è un po' una situazione che è a metà strada tra il carcere, che è molto brutto, e l'eremo, che invece ha i suoi elementi di fascinazione non da poco. Ti accorgi che non sei indispensabile, ti accorgi che chiaramente il mondo può girare tranquillamente e beatamente senza di te. Ti accorgi che esistono dei tempi che si dilatano davvero e che quindi puoi trovare delle finestre che ti permettano di viaggiare in maniera incredibile anche stando dentro la stanza in cui tieni i tuoi libri o la cantina, che è un altro luogo interessante da visitare in questi giorni, e ti rendi anche conto di una cosa, adesso questo te l'avevo anche già confessato, ma io sono così sciocco, ma credo che sia una dimensione umana. E sono portato a tenere le cose buone per un domani fantomatico, no? Teniamo da parte delle cose preziose perché pensiamo che possa arrivare il giorno in cui le possiamo godere, no? Invece è una stupidità infinita. Io in questi giorni ho tirato il collo a delle bottiglie rarissime che avevo tenuto da parte per occasioni speciali, poi mi sono detto, ma scusa tanto, la vita è un'occasione speciale, ogni respiro che fai è un'occasione speciale, purtroppo le immagini tristissime che vengono, che ci fanno vedere persone che non sono più capaci di respirare, ci fanno davvero ricalibrare il tempo e la nostra dimensione umana. Essere grati alla natura e al mondo per poter respirare liberamente. Io spero, caro fanciullo, che questa crisi ci insegni ad essere molto più saggi una volta che sia finita. Beh, lo speriamo tutti e quello che ci siamo anche detti in queste settimane, in questi scambi di mail, appunto, speriamo poi di imparare qualcosa da questa crisi, da questa esperienza e portarcela poi avanti per migliorarci tutti noi singolarmente. Credo che sarà una bella lezione da imparare, nonostante ovviamente le sofferenze, le difficoltà e le immagini che tutti abbiamo visto. Sono anche sicuro che torneranno le occasioni per poter stappare altre bottiglie e poter festeggiare di nuovo insieme dal vivo e non soltanto a distanza. E in questi giorni, probabilmente Angelo, tu
saresti stato in viaggio con i tuoi libri, ne hai scritti 4 con noi, li ricordiamo così se qualcuno per caso se l'è perso per strada magari lo recupera. Il primo è stato Balkan Circus assieme agli amici di Ediciclo, e poi Guarneriana Segreta, L'Osteria dei Passi Perduti e La Veglia di Liuba. Ne verranno altri ovviamente, ma questo ancora non possiamo svelarlo. Svelarlo. Possiamo però in questo tempo condensato che abbiamo fare così un piccolo viaggio nei tuoi libri, se sei d'accordo, attraverso 3 parole chiave. Benissimo, sono a disposizione, la porta è socchiusa, devi soltanto inserire la chiave nella toppa, ma vedrai che si apre. Fantastico. Allora, la prima che mi viene in mente, inevitabilmente, anche pensando a quello che Bottega fa e per le passioni anche che abbiamo in comune, è Balcani. Tu sei un grande conoscitore, un grande esperto, accompagni anche i tuoi studenti spesso in gita in queste terre, per cui veramente ti lascio carta bianca di lasciarci immergere nei Balcani, nei tuoi Balcani. Meglio carta bianca o carne bianca? Meglio carta bianca. La carne deve essere rossa. Parlando dei Balcani, mi viene sempre in mente la prima emozione, il profumo della Basciarsia, di un villaggio bosniaco, non necessariamente Sarajevo, può essere anche Traunik, dove c'è una Basciarsia bellissima, meravigliosa, con questo profumo che sale dalla gratella fin dalle prime ore del mattino. E te lo dico con un certo rammarico, perché se questo maledetto virus non fosse stato per le nostre contrade, io oggi sarei stato lì, perché era proprio appuntamento puntuale. I miei studenti piagnucolano, ma insomma il mondo tornerà ad essere un mondo buono, no? Si tornerà ancora a cantare e a farci fare l'amore dalle infermiere, diceva il grande De Gregori. Per adesso le infermiere lasciamo che facciano il loro dovere. Per l'amore, insomma, ci sarà balcanicamente sempre possibilità, immagino e spero. E i Balcani sono una grande cosa, sono una dimensione che si apre dal Ciglione Carsico, dalle valli del Torre o dalle valli del Natisone, e va a perdita d'occhio ben oltre quello che sono i Balcani della dimensione geografica, che non prendono soltanto la cosiddetta ex Jugoslavia, no? Come viene spesso impropriamente detta, prendono la Grecia, prendono tutte le isole della Grecia, l'Anatolia. Secondo me si insidono all'interno di alcune rupi e di alcuni panorami scoscesi del Caucaso. Io sono anche convinto che vadano ben oltre il Caucaso, possono arrivare sulle brughiere dei Monti Urali. Ho trovato elementi del Caucaso dei Balcani, scusami, in villaggi siberiani. Cioè, cosa sono? Sono un insieme di suggestioni che mescolano insieme l'eroicità, il furore, l'attaccamento alla terra, la nostalgia, la voglia di piangere e di ridere nello stesso tempo, l'irrefrenabile necessità di abbracciarsi o anche di scazzottarsi nel momento in cui questo viene imposto dalla storia, e sappiamo che la storia troppo spesso ha voluto esigere un conto salato in queste terre. Sono un mondo che deve ancora essere esplorato, un mondo sul quale esistono troppi, si dice, e troppe idee imprecise, no? Si usa il termine balcanizzare in maniera sempre molto negativa. Spesso tanti parlano di Balcani avendo letto un libro, dice Božidar Stanisic, un libro solo, non essendoci neanche mai stati, se non mettendo i piedi in Istria in qualche bagno durante l'estate. Questo può essere grave. Bisogna conoscerli un po' alla volta, bisogna apprezzarli, bisogna rispettarli, perché sono da sempre un po' nel bene e nel male la camera oscura dell'Europa. Nel bene e nel male, le camere oscure servono per fare le fotografie, tu che sei appassionato poi di cine e di foto lo sai benissimo, però la camera oscura ha il buio e la luce, entrambe le cose creano delle alchimie. I Balcani per me sono un villaggio della Slovenia in cui è nato mio padre, sono tante avventure vissute così nel corso di questa mia ormai lunga e senescente esistenza, e sono tante sbornie con la rakia fatte con gli amici, sono tanti canti alla luna, poesie, autori, letteratura, insomma, tutto questo e anche di più. E non si vivrà mai abbastanza per conoscerli fino in fondo.
Se non ricordo male, li definisce a un certo punto addirittura una condizione dello spirito, una condizione dell'anima, e credo che non ci sia altra frase più bella per definirle, perché veramente raccolgono il bene e il male, la luce e l'ombra, come tu hai detto. E attraversando i Balcani e attraversando spesso anche la strada assieme a te, una parola che mi rimbalza in mente è la parola confine. Nella veglia di Liuba ci tieni in bilico su questo confine orientale, passando da una parte all'altra, e spesso ci hai accompagnata anche in ragionamenti complessi e molto interessanti sul concetto di confine e sul concetto di frontiera, invece. Sono due elementi molto importanti e quasi similari, in realtà sono secondo me profondamente antitetici, perché il confine è qualcosa di assolutamente artificiale, di fasullo, di pesante, di violento. Il confine è qualcosa che è stato deciso da alcuni signori, quelli che generalmente fanno la pace e la guerra, lasciano che siano gli altri, anzi, a sbudellarsi per le guerre, poi loro si inventano nuovi profili del territorio. In realtà violentano la terra, segnano i paletti, erigono le torri, i fili spinati, passi un confine, sei obbligato in maniera molto artificiosa a dire chi sei, dove stai andando, da dove vieni. E sono violenti perché molto spesso poi tagliano le regioni lasciando da una parte e dall'altra genti che da secoli invece sono vissute assieme, hanno la stessa faccia. Sembriamo usciti noi che viviamo appunto in queste terre belle e dannate dallo stesso album di famiglia. Abbiamo sguardi simili, simili mani, simili nostalgie. La frontiera invece no, la frontiera è una madre selvaggia che si fa ingravidare da chi vuole lei. Questa è un'espressione che ho rubato, ma non ti dico a chi, la svelerò forse più avanti. Ed è bello, no? Una madre selvaggia, Ah, selvatica che si fa ingravidare da chi vuole lei e quindi è lei che ammette, ma ama così la lenta trasformazione, apprezza la metamorfosi e coloro che amano la lenta trasformazione e la metamorfosi e i passaggi impercettibili, per cui ti trovi dall'altra parte senza nemmeno renderti conto che ci sei passato. Le architetture spontanee sono le stesse, gli odori, i sapori della cucina sono praticamente gli stessi. È inclusiva la frontiera, non esclusiva. Adesso noi viviamo in un mondo che sta tornando a riscoprire i confini, non soltanto per la tragedia che stiamo vivendo adesso, anzi, se mi permetti, la tragedia che stiamo vivendo adesso dimostra proprio tutta l'inutilità dei muri, dei confini e dei fili spinati e delle garritte. C'è una generazione che ama il confine perché crede che la differenza sia più importante degli elementi della similitudine. Invece io credo che questa sia una visione completamente sbagliata e stupida e gretta. Dovremmo frequentare molto di più le frontiere. L'Europa, il mondo ne ha tantissime. Il Mediterraneo è sempre stata una frontiera assoluta, infinita. Quando io entro nella cripta di Aquileia respiro aria di Alessandria d'Egitto, 2000 anni in cui dei, santi, briganti si sono mescolati insieme con lingue e con sogni. Questa è la nostra dimensione ed è forse la sfida che dovremmo intraprendere tutti per tornare in qualche maniera ad apprezzare le nostre dissomiglianze, no? Dissimilitudini, sto buttando la parole quasi a non senso, ma le nostre differenze e le nostre contiguità, questo è importante. credo poi che frontiera vada d'accordo con una parola che è curiosità, che è apertura nei confronti anche dell'altro e di terre che non conosciamo o che crediamo di conoscere. Per quello allora sì, davvero potremmo attraversare i Balcani come se fossero una frontiera e lasciarci attraversare noi da loro, forse. E probabilmente nei Balcani, mentre li attraversiamo, ma non soltanto, mentre viaggiamo attraverso queste frontiere, sarebbe opportuno fermarsi, perché molte volte è ancora più importante dell'andare è il concetto di sosta, il concetto di stare e non sempre voler andare da qualche parte, raggiungere un luogo, un posto preciso. E quale luogo migliore se non l'osteria? L'osteria è il grande ricetto di tutti i vagabondi, è la grande area democratica in cui tu puoi entrare senza dover dimostrare proprio nulla. E la vera osteria, quelle che piacciono a noi, perché so che anche a te
e anche ai bottegari piacciono quelle osterie lì, e quella in cui l'oste molto spesso è personaggio ruvido, e sceglie chi ha il diritto di sedersi e chi no, e non conta ovviamente né l'abito che indossi né quanta grana hai nella scarsella, ma conta forse l'aria che ti porti dietro. Se hai un'aria eccessivamente fighettina o cittadina, quelle osterie lì non sono fatte per te e ti lasceranno fuori, ti deluderanno probabilmente. Te ne andrai forse tu stesso deluso perché le pancacce non erano filologiche e perché il beverage non era all'altezza della situazione. Invece sono quei luoghi nei quali l'oste ti porta una boccia del vino buono, ed è vino buono perché l'ha fatto lui, per Dio, e quindi non puoi mettere in discussione il fatto che sia vino buono, in cui soprattutto trovi altri avventori che sono come te e che quindi sono personaggi che in qualche maniera portano assieme a te un vissuto che è bello condividere. Ed è bello fare alba in queste osterie. Una delle mie più grandi nostalgie, caro Alessandro, è proprio il fatto di non poter fare alba in questi giorni di primavera nel nostro sbarco piratesco sulle sponde del Tagliamento, dove tanti sogni sono nati, tante canzoni sono state cantate, tante ebbrezze si sono consumate nel frusciare dell'acqua e della bellezza, perché l'osteria è frequentata da esuli, da straniti, da fuggiaschi, da innamorati, da amici, da chi coltiva un'utopia, da chi ha bisogno di trovare ricetto perché è stanco della strada, chi ha perduto la meta, perché diventano in questo senso la grande metafora della nostra esistenza. E ogni osteria avrà sempre, in qualunque modo, in qualunque momento, un boccale da darti, un tozzo di pane. E in questo senso, e te lo dico da ateo indefesso, sono profondamente cristologiche, perché il pane e il vino sono la mensa primordiale di ogni incarnazione e di ogni resurrezione. E se noi perdiamo questo senso, compresa l'invettiva, compresa la bestemmia che alligna in tutte le osterie del mondo, perdiamo anche il senso del sacro. Non c'è luogo al mondo, prova a pensarci, in cui Dio venga celebrato e nominato più spesso di un'osteria, magari in maniera non del tutto propria, ma H24 si direbbe oggi, cosa che nemmeno in chiesa avviene più ormai. Beh, Angelo, davvero col cuore, non vedo l'ora di rifare queste Anch'io. pomeriggi che diventano nottate, che diventano albe, in cui continuare a chiacchierare, a veder nascere nuove avventure insieme, a progettare nuovi viaggi, nuovi attraversamenti. Sono sicuro che questi tempi torneranno e sono felicissimo di aver condiviso con te questa chiacchierata, di averla condivisa con tutti quelli che ci stanno seguendo, perché le tue sono sempre parole preziose, per cui Eh, grazie. Mi hai quasi commosso, toglierei anche il quasi, e quindi non mi resta da fare altro che cercare consolazione in cantina, ma ti penserò e vi penserò, tirando il collo all'ennesima bottiglia preziosa. Mi sembra un programma. Un abbraccio, grazie. Buona speranza a tutti, a tutti.